Scatman's World. Commendatore veneziano, siamo su Football Manager. Mihajlovic se ne va e guardate che arriva come allenatore del Milan, ragazzi. No, mi sono un po' emozionato, cioè il personaggio, l'uomo della mia vita, si può dire, Andriy Shevchenko. Adesso mi auguro che il Milan possa risollevarsi, sinceramente. Come sono messi? Mamma mia, come la realtà, non ho posto, disastro. Ti prego, Sheva, poi riporta in alto la C Milan di Milano. Noi siamo qua. Noi ho fatto una partita io per riprendere un attimo la mano perché da un po' che non giocavo. Calendario, allora vediamo la classifica, siamo quarti a... insomma, siamo là, dai, siamo là, siamo in zona Champions, da quello che voglio io. Mi sono entrati un po' di giocatori, adesso possiamo spaccare il culo a tutti. Prossima partita però big match contro la prima della classe, il Manchester City. Ragazzi, siamo contro il City e abbiamo City e Tottenham, ragazzi, con in mezzo il Sunderland comunque. Mi stanno richiedendo di brutto Vardy e Marez, ma sono incedibili. E sto pensando anche un po' al mercato, mi piacerebbe portare Piazza che della Dinamo Zagabria, che adesso è straconosciuto adesso, ma io già da tempo lo prendevo insieme ai vari Carrasco, Ocampos, tutti i giocatori che pochi conoscevano, e dopo avere Carrasco stato felicissimo. Mi dispiace per Rivière che purtroppo per il momento non ha brillato, però ne potrei elencare non so quanti giocatori, cioè, uno dei giocatori che mi rende più orgoglioso è Bale, che lo prendevo quando aveva 17 anni praticamente, che lo mettevi come terzino sinistro, adesso guarda cosa è diventato. Vabbè, insomma, adesso però pensiamo a sta partita con energia. Buona fortuna ragazzi, giochiamo in contropiede col City e preghiamo ragazzi. Abbiamo un Glick squalificato, però vediamo, Piazza un obiettivo e anche un centrale a centrocampo. Adesso vediamo. Non capirei quanti soldi abbiamo e tutto quanto. Non sarà facile fare mercato. Sterling, Fernandino dei ragazzi, sarebbe bello battere il City di Pellegrini. Dell'ingegnere. Però noi nei big match famo fatica, nel senso o vinciamo o straperdiamo. Vai Vardy, Vardy che lo vuole assolutamente lo United, ma non lo venderemo mai. Bernardeschi, il Berna, mettile mezzo bene. Ah, buona parata di Art. Anche un difensore mi serve, però ripeto, vediamo un po' i soldini. Vediamo che riusciamo a prendere, sinceramente. Ut, Kanté, Drinkwater. Attenzione Vardy. Vardy che ha fatto 1000 gol finora. Vardy! Peccato. Non è che ci siamo anche noi, però non stiamo giocando male. Abbiamo bisogno delle azioni di Brunone e Perez, il nostro bug. Bruno Perez sta facendo di tutto, Marez. Mamma mia Bernardeschi, ma cosa ha preso Art? Cosa ha preso quel porco di Art? Bernardeschi, calcio d'angolo. Fallo di Morgan, peccato. Dai che non stiamo giocando male, però dobbiamo stare attenti perché il City ha veramente dei campioni incredibili, eh? Attenzione Sterling. Attenzione al mago Silva, David Silva, ai ai ai, questa è brutta. No. No, che furto, questo non è mai rigore. Eccolo qua. I poteri forti si vogliono eliminare dalla corsa per il titolo. Dai Touré, buttala in cielo. Gol di Touré. Gol di quel figlio di puttana di Touré su rigore inesistente. Incoraggia. Attenzione al Bakaraki Sagna. Perché lui è Bakaraki ragazzi. È il Bakara. Okazaki. Okazaki per Vardi lunga, lunga, lunga. Rigore. No, no, purtroppo no. Incredibile, un rigore scandaloso. Ci sta condannando. Vai Bernardeschi ancora lunga, però vai Berna di testa. Marez! Marez 1-1. Bravi i fiori. Bravi ragazzi, bravissimi ragazzi. Proviamo a stare sull'offensivo visto che
Noi in difesa non siamo proprio validi. Era West Bromwich, tanti punti, a 8 punti. Bravo West Bromwich, me lo godo. Me la firmerei anche per un pareggio, onestamente. Quarto uomo indica 2 minutes. Possiamo ancora portare a casa la vittoria, raga. Assolutamente. Crediamoci. Attenzione De Bruyne, De Bruyne, De Bruyne, De Bruyne. Attenzione al Zava, ai ai ai, subito brutto inizio, Fernandinho gol. Mamma mia, bravo Schmeichel. Che bell'uomo, Wilfred Bully. Me lo godo, Wilfreddone. Però devo fare qualche cambio. Un po' sottotono Vardy, incredibilmente. Tattiche. Allora, Ujoa per Vardy che deve anche riposare, poverino, perché sta giocando sempre. E proviamo anche Gray per Bernardeschi. Vai. Dai raga, teniamo l'ultimo cambio per gli ultimi minuti. Vardy, forse anche le voci di mercato lo stanno un po' distraendo. Siamo già all'80°. Mettiamo anche l'ultimo uomo, mettiamo Ilner per Drinkwater. Ok. E cerchiamo di tenere il pareggio, raga, proviamoci. Vai. Teniamo sto cazzo di pareggio che va bene che ci siamo in casa. Con le big va bene anche il pareggio. O se no il gol su cross di Bruno Perez sarebbe la cosa migliore. Niente, dai, finisce 1-1. Speriamo. La butta in curva, va bene, va bene. Finisce qua 1-1. Non male al King Power Stadium. Buono. È concentrato Kanté, fanculo Kanté. Buono raga, nessuna novità di rilievo, solo Sunderland Leicester. Col Sunderland bisogna vincere assolutamente. Lo United si è fermato nell'anticipo 0-0, quindi possiamo allungare per la zona Champions. 4 punti di svantaggio dal City. Il City dove gioca col West Ham. Poi c'è il Tottenham invece. Il Tottenham col Norwich. Beh, che Norwich è sesto, sai, partite comunque da giocare, eh. Non l'ho scontato, raga. Buona fortuna, ragazzi. Offensivi. E andiamo, ragazzi, a spaccare il Sunderland, per piacere. Dopo comunque l'1-1 nel clean sheet non arriva, perché... Boh. Non riusciamo a tenere la porta inviolata. Southampton intanto in vantaggio 1-0 all'ottavo. Ma ne... Attenzione a Borini, eccola là, subito. Dai, Berna. Vai, vai Vardy, Vardone. Marez, ecco quello che deve fare Raid Marez. E c'è il miracolo di Pickford. Perché nella vita bisogna essere un po' Pickford. Pazzesco, che gol del Tottenham intanto. Vabbè, pensiamo a sta partita, stiamo dominando per il momento. 5-0. Dai, raga, dai. Brunone Perez, vai Brunone. Vogliamo i 1000 assist di Brunone, Kanté. No, Kanté, Cristo. Questo è brutto. Questa è una brutta azione. Prendiamo palla al centrocampo con Kanté, arriva il gol. Mamma mia cosa ha preso Schmeichel. Schmeichel. Grazie Schmeichel, qua ci ha salvato il culo in maniera devastante. Tanto il City è 2-0. Dai cazzo, bisogna vincere questa. Chelsea Arsenal 0-0. Aggressivo. Non mi soddisfa per niente, raga. Svegliamo, sfiduciato Fuchs. Dai. Niente. Vaffanculo Fuchs. Con energia.
Dai. Ragazzi, dovevamo vincere questa, dovevamo vincere, siamo alla 18esima, terzultimo, raga, dai. Niente, non riusciamo. Aspetta. Tattiche. Togliamo Kazaki che mi sta deludendo in sto periodo, mamma mia. Mamma mia, ora mettiamo Ujoa. Ok. Scusate, e Gray per un Bernardeschi veramente sottotono. Che sono i cambi che posso fare per il momento, ragazzi, perché non ho molte alternative, purtroppo. Spero a gennaio di comprare qualcuno, cazzo. Magari cambio un po' i bilanci, vado un po' in rosso non so se vediamo, con gli ingaggi. Cazzo però. Mostratemi un po' di grinta, porca puttana, siamo con la terzultima. Ecco, Marezza anche un infortunio. Vardy, ti prego, Jamie Vardy. Sì. Grande Vardy. 26esimo gol in stagione, fioi. Adesso controlliamo sta partita e vinciamola. Serriamo le fila. Aspetta, devo togliere via Marez. È morto Marez, signori. Perché mi fa fare il cambio, sto figlio di puttana. Cambio veloce. Mettiamo... devo fare così purtroppo, vabbè. Vai. Attenzione, bravissimo Drinkwater, vai Vardy. Vardy cambia gioco per Ujoa, mamma mia che stop di Ujoa. Andiamo a chiuderla, cazzo. Ujoa, Gray. Calcio d'angolo. Adesso facciamo così. No, non si può provare, no, è proprio impensabile purtroppo. Vediamo. E d'altronde non è il suo ruolo. Possiamo fare così. Ok, già meglio. Già meglio, dai. Dai il clean sheet, voglio lo 0-1, no? Oddio, Borini, sborini, fioi. Dai, vai Ujoa. Vai Dorian Gray, tu sei il mio Dorian, Drinkwater per Ujoa. Ujoa vede Vardy, chiudi la Jimmy, vai, chiudi la Vardy. Vai Ujoa, niente. Drinkwater. Dorian Gray, vai Doriano. Di testa Vardy, non ci credo. Cosa mi ha preso? Bravo Morgan. Vai Ujoa, niente da fare. Vai Gray, bravissimo. Vai Ugioino. Cantè, Vardy! Pickford c'è purtroppo. Dai, un minuto spero. Dai che è finita ragazzi, vai di clean sheet. Dai che ce la... Sì! 1-0, ce la facciamo. Grandi raga, ben fatto. Raga, sto salvando, siamo contro il Tottenham e siamo senza Marezze, fuori 3 settimane. Purtroppo, sfortuna nera, adesso mettiamo Gray a sinistra e Bernardeschi a destra e vediamo. Vediamo cosa riusciamo a combinare. Bernardeschi gioca diciamo nel ruolo più naturale adesso perché diciamo che lui è più destro che sinistro. E mo vediamo cosa riusciamo a combinare. Anche un pareggio va bene a Londra. O a Tottenham, perché qualcuno può dire anche Tottenham. Vai ragazzi, andiamo. Mamma mia che campionato, stiamo andando bene, insomma, siamo con l'Eister che il gioco non può sapere che vince, che quest'anno è l'anno suo. Cioè. Vai, la mia squadra si è scelta da sola, sì, non ho molte alternative. Con energia, buona fortuna perché ci vuole e contropiede. Vai Fioi. Allora, siamo in casa, scusate, siamo al King Power Stadium. Dai ragazzi, speriamo in un Brunone Perez scatenato. Che... Vai, Kanté. Okazaki. Attenzione Dorian Gray, che gol! Dopo 2 minuti Dorian Gray la mette. Calma però, gran calma. Manchester col Sunderland. City vince sicuro. Stiamo calmi però ragazzi. Gran calma. Che gol di Dorian. Perché lui è il nostro Dorian. Calma raga, gran calma.
Attenzione Fioi. Chiaramente il Tottenham non sta a guardare. Gabriel. Mamma mia, Schmeichel. Schmeichel sta diventando un fenomeno, cazzo. Un fenomeno, attenzione, Okazaki. Complimenti al difensore del Tottenham. Drinkwater. L'incornata non arriva. Rose. Lloris. Teniamo ragazzi, teniamo duro. Mancano solo 100.000 minuti, però va bene. Vertonghen a Gabriel. A Dembele. Occhio, bravo Schmeichel. È una sfida veramente importante col Tottenham. Sta facendo un campionato strepitoso anche il Tottenham. Bravo, vai Drinkwater. Vai Doriano. E Doriano la mette per Bernardeschi. A Vardy. Vardy! Grandissimo Vardy. 2-0. Calma. Attenzione Vertonghen. Bravissimo, attenzione Vardy che non ha Vardy, è una roba devastante, Vardy, Bernardeschi, stop del Berna! 3-0 Leicester. Io non ci credo. Stiamo asfaltando il Tottenham, manca ancora tanto. Gol. Grande Schmeichel. Mamma che partita senza amarezza, Fioi, non che credo. Tanto Versalco al Chelsea, cazzo. 37esimo. Manca ancora una vita, però siamo 3-0. Contropiede finora funziona alla grande. Vai Okazaki, bravo per Kanté. Attenzione al Berna, attenzione a Vardy al volo. Mamma mia. Ragazzi, Leicester 4, Tottenham 0. Mamma cos'è Vardy? Dai che anche i miei allenamenti, i preparatori che ho scelto, tutto quanto, insomma, servono a qualcosa, dai. Non sto allenando bene di certo, però è un po' stracciato Vardy, quest'anno sta facendo cose mostruose. Qualsiasi cosa tocca è gol. Bravo Kazaki, niente da fare dopo, però ancora Vardy che la recupera. Vardy sembra addopato, signori. Bernardeschi. Si è un po' fermato Bruno Perez adesso. Kanté, Okazaki, Vardy, palo, mamma mia. Signori, un Leicester monumentale. Avanti così, ragazzi. Allora, diamo un po' di riposo a Kanté. Anzi, Drinkwater che è più stanco. Ok. E un altro stanco è Bruno Perez. Infatti, Bruno Perez siamo distrutto, cazzo. E ci spariamo. Simpson l'ho lasciato fuori, però, cazzo, che pirlone. Ok, mettiamo Vasileschi, che non è proprio di ruolo, però. Insomma, 4-0. Sinceramente non voglio pensare minimamente che possano recuperare, se no veramente mi incazzo e spacco tutto. Walker, bravissimo Glick. Bravo Glick. Vai Kanté. Vardy lo teniamo perché deve fare 1000 gol, Vardy. Deve vincere la scarpa d'oro, Vardy, Kanté. Attenzione Hiller. Il Berna. Ah no. Bravissimo Vasileschi. Buono Morgan. Ottimo Dorian. Mamma mia Dorian. Che partita anche di Dorian. Beh, qua Vardy ha provato una cosa un po' fantascientifica, insomma. Vardy lo togliamo verso il 70esimo, eh. Dai, speriamo nel pareggio del City, cazzo, speriamo. Tanto qua andiamo a mettere Ujoa per Vardy, standing ovation proprio, la mitica standing ovation. Attenzione, bravissimo, ancora Morgan però la perdiamo. Bravo Vasileschi. Occhio,
Questa è una brutta azione, gol. Ecco, madonna, ancora Schmeichel. Non è che stiamo andando alla grande. Dai Sunderland resisti, cazzo. Fuchs. Gray. Okazaki. Kante! 5-0. Bravi raga. Ancora mamma mia che Schmeichel, però signori, una roba oscena da quanto è forte. Bravo Kanté. Bravo Joe. Sarebbe bello fare clean sheet anche qua. Mamma mia, però avevamo massa. Attenzione Bernardeschi fuori, non ho cambi. Ai 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 ai. Ai, anche Bernardeschi si fa male. Speriamo nulla di grave. Ma va, la partita perfetta deve arrivare la morte di Bernardeschi, cazzo. Dai, finiamola qua. Bravo Gray. Speriamo bene Bernardeschi, cazzo. Ottimo 5-0, distrutto il Tottenham, signori. Distrutto. Eh sì, partita meravigliosa. Il City ha fatto un favore. 5-6 settimane, cazzo. Non preoccuparti dell'infortunio. Bene, appassionato, sono felice, è una grande vittoria, un calciatore straordinario, eh sì, Vardy. Complimenti. Vediamo come è cresciuto. Madonna ragazzi, Vardy è una bestia, eh. Mamma mia, a livello mentale poi mostruoso Vardy. Mostruoso, 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 è velocissimo anche, buono, buono, buono. Andiamo però anche Gray, assolutamente, Dorian Gray. Anche se sta calando, in realtà Gray, non capisco perché, vaffanculo. Però va bene. Ah no, Gray. Interazione, complimenti. E anche Schmeichel. Se mai me lo fai fare, grazie. Complimenti per l'ultima partita. Non credevo, era vaffanculo stronzo. Buono raga, sotto il comandone veneziano un po' di infortuni, ma ci siamo alla grande. Ciao!